Polemiche in centro Treviso sullo scorazzare delle baby gang. Dopo il caso Santa Maria dei Battuti, la sfida lanciata dai negozianti del quartiere latino. L'unica soluzione è non cedere alla moria di esercizi. Polemiche sempre più accese a Ponzano e oggi Luciano Breton ha detto basta, è ritirata la proposta di rivoluzione della viabilità intorno alla Villa Minelli. Il sindaco gli chiede di ripensarci, i comitati esultano. Pusher nigeriano investe con la bicicletta un carabiniere per sfuggire all'arresto, è successo in pieno giorno ieri nella zona calda di via Roma Treviso. 20 ore di fuga, poi si è costituito denunciato il pirata della strada che a Borgo Ricco ha travolto un trevigiano in moto, il centauro grave in ospedale. Stasera alle 21:15 torna Ring, dopo il caso Macerata il tema profughi e immigrazione torna di prepotenza nella campagna elettorale, scandita da accese polemiche infuocate. La marca al Festival di Sanremo, Red Canzian racconta su Facebook la cronaca di queste giornate intense, la prima avventura solista sul palco del festival. Medaglia d'argento a Santa Fe per Barbara Pozzobon, la stella trevigiana del nuoto conquista il secondo posto nella gara argentina di Coppa del Mondo di Gran Fondo che un anno fa la rese celebre. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che torna a occuparsi in primo piano della questione delle baby gang in centro a Treviso dopo l'addio polemico del gestore dell'attività di Piazzetta Battuti. Si è tornato a parlare della vicenda, siamo andati a vedere come mai nel vicino quartiere latino episodi come questi non siano finora accaduti. La risposta è nella mancanza di negozi sfitti, nella sfida dei commercianti che dicono tenere i negozi aperti è l'unica soluzione per combattere questo fenomeno. Le baby gang si combattono tenendo aperte le attività e questo è il messaggio che arriva dal quartiere latino dopo gli ultimi episodi accaduti nelle piazze vicine. A parte i bambini al pomeriggio che vanno a prendersi il gelato, piuttosto d'estate che giocano con gli skateboard nella piazza dell'università, fortunatamente problemi non ne abbiamo avuto. Sotto Natale c'è stato per un periodo un senza tetto che dormiva sotto i portici, grazie all'amministrazione comunale abbiamo interessato la polizia locale e l'amministrazione, una decina di giorni abbiamo risolto il problema. Situazione diametralmente opposta a quella vissuta fino all'esasperazione da un gestore nella vicina Piazzetta Battuti. Era impossibile gestire la clientela nel momento in cui si sedevano e questi ragazzetti urlavano, bestemmiavano, sporcavano, insultavano. Era impossibile trattenerli. Tutto l'opposto all'interno del San Leonardo. Noi abbiamo 18 negozi, su questi 18 negozi 17 sono aperti, uno al momento è chiuso ma perché ci sono delle trattative in corso per fare un ampliamento di una delle attività che sono già in essere. E le vetrine accese, il passaggio alla sosta continua di famiglie e adulti sono il miglior antidoto ai vandalismi e alla microcriminalità. E a quanti pensavano che la sparizione delle panchine di Piazzetta della Dogana fosse legata alle baby gang, la risposta è netta. Le panchine sono in manutenzione, dopo più di 10 anni al vento, alle intemperie e all'usura dei ragazzi dell'università era fisiologico che fossero manutentate. Insomma il quartiere latino è un'isola felice rispetto al resto della città, sia in termini commerciali che di conseguenza di ordine pubblico. E questo grazie ad una decisione della proprietà degli immobili legata alla situazione del mercato. Nel momento che abbiamo avuto dei grossi problemi che ci sono stati, ci è venuta incontro e penso non solo a me ma a tutti i commercianti. Affitti ricalcolati anche con tagli del 30% sulla stipula iniziale, una scelta del privato pur di mantenere sempre vivo il quartiere. Noi siamo qua dalle 6 al mattino fino alle 10 di sera. Un esempio che secondo gli operatori dovrebbe essere esteso anche al resto della città, incentivando i proprietari ad abbassare le pretese. È più in centro più che qui da noi, perché l'affitto, ci sono dei posti in centro che sono veramente delle cose folli. Intanto a poca distanza e siamo in centro e siamo in una zona calda, ovvero via Roma, un altro episodio legato alla questione sicurezza, un pusher nigeriano che per sfuggire alla cattura investe con la sua bicicletta un carabiniere, è successo in pieno giorno. La roccambolesca cattura ieri pomeriggio, domenica alle 15:30 in via Roma, dove un equipaggio del radiomobile della compagnia di Treviso ha sorpreso un nigeriano di 22 anni nulla facente con precedenti di polizia mentre cedeva una bustina di marijuana a un coetaneo italiano. Tentando di fuggire ha travolto un carabiniere facendolo cadere ma non è bastato. Il nigeriano arrestato per resistenza e spaccio nascondeva lo stupefacente nella scarpa. A Castelfranco Veneto una pregiudicata dominicana di 34 anni è stata denunciata a piede libero
libero dai carabinieri impegnati in un servizio antidroga in centro storico, sempre per spaccio, stavolta di cocaina, ma anche perché sorpresa a rubare l'energia elettrica condominiale. Da mesi gli altri residenti avevano notato un aumento consistente delle bollette, spiegato ora dall'allacciamento abusivo dell'inquilina. Adesso parliamo di viabilità e parliamo di un tema importante di cui si discute da mesi, la questione del completamento del Terraglio Est. Nel botta e risposta tra Casieri e Treviso di questi giorni interviene oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, che ai comuni, e in particolare ovviamente riferendosi a Treviso, dice: fate una mozione per dire che volete davvero quest'opera. Secondo stralcio del Terraglio Est, tra chi accelera e chi frena, leggesi Comune di Casieri e Comune di Treviso, interviene il presidente del Veneto Luca Zaia, chiamato in causa dal sindaco del capoluogo Manildo, visto che l'opera, se si dovesse davvero decidere di farla, spetterebbe a Venezia. Ai nostri microfoni il sindaco di Casieri, Miriam Giuriati, aveva manifestato soddisfazione per l'inserimento dell'opera nel piano degli interventi di Treviso, che andrà in giunta in settimana e in consiglio entro fine mese. Il Comune di Treviso ha fatto gli atti amministrativi che doveva fare, quindi inserito nel piano degli interventi. Adesso tocca alla Regione dire: noi a livello amministrativo, burocraticamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Bene, benvenuti. A noi potremmo prenderci qualche giorno, visto che fino adesso abbiamo atteso. Facciano le delibere in Consiglio Comunale, tutti deliberino. Ecco, il mio invito ai sindaci, quelli che l'hanno già fatto ovviamente no, che facciano una bella delibera, una bella mozione di impegno e di richiesta alla Regione di fare il Terraglio Est. Potrebbe essere una bella idea, magari iniziamo da Treviso. Zaia sa benissimo dove va a parare la sua provocazione, perché Treviso, pur avendo inserito l'opera nel piano interventi, preferirebbe un'altra soluzione prima di cementificare un'altra fascia di territorio e calare sui residenti di Sant'Antonino la nuova viabilità. La liberalizzazione del tratto di A27 fino a Preganziol. Nulla è deciso, ribadisce anche oggi il vice sindaco Roberto Grigoletto, ma il nodo vero è se la Regione abbia effettivamente i soldi per finanziare il secondo stralcio, altrimenti le novità, quelle sulla carta, rischiano di rimanere tali. E a proposito di viabilità, tante polemiche in queste settimane, anche una petizione, una raccolta firme contro il progetto di Benetton di rivoluzione della viabilità intorno a Villa Minelli, tanto che oggi il Benetton stesso è intervenuto dicendo: basta, non mi presto a questa polemica di stampo elettorale. Ho sentito sì il signor Luciano, ci siamo parlati, ci siamo chiariti e lui ha detto che si è sentito usato, o meglio che il suo progetto è stato usato per scopi non corretti, diciamo per fini politici, per cui lui non si è sentito di essere oggetto, ecco, di campagna elettorale da più parti e quindi ha ritirato questa proposta. È il sindaco di Ponzano Veneto Monia Bianchin a raccontare i motivi per i quali questa mattina Luciano Benetton ha messo fine al mare di polemiche sorte intorno alla sua proposta, lanciata lo scorso autunno, di rivoluzionare la viabilità intorno alla storica sede del Benetton Group, sistemando l'incrocio di fronte e la successiva rotatoria, trasformando in privata via Minelli, ma creando una nuova bretella verso la frazione di Ponzano e consentendo anche all'autobus di transitarvi, in più una serie di collegamenti ciclabili e un parco pubblico. Un intervento da parte di Benetton di 2.200.000 euro, opera di pubblica utilità per l'amministrazione di centrosinistra, scempio a totale beneficio del privato per le opposizioni e per i firmatari della petizione popolare da quasi 1.000 sottoscrizioni che attendeva ancora di essere depositata. Sono rimasta veramente un po' delusa, nel senso sorpresa, più che delusa, sorpresa, anche perché, ripeto, venerdì ero in provincia proprio per trovare una soluzione che potesse andare bene a tutti quanti. Un'ipotesi sul tavolo che poteva essere aggiustata e migliorata dunque, ma Benetton ha detto stop. Mi auguro possa ripensarci, ecco, noi siamo qui a disposizione. Torniamo alla cronaca adesso con il pirata della strada che ha travolto un uomo, un trevigiano di Castelfranco in scooter. È successo a Borgorico nel Padovano, poi si è costituito. La caccia al pirata della strada si è conclusa 20 ore dopo. Grave incidente stradale lungo la statale 308 all'altezza di Borgoricco. Un uomo al volante di una Ford ha tamponato lo scooter che lo precedeva, facendo cadere a terra un 47enne originario di Castelfranco e residente a Piombino Dese, rimasto gravemente ferito. L'investitore però è fuggito a piedi abbandonando l'auto. Solo il giorno dopo, assistito dall'avvocato, l'automobilista si è presentato ai carabinieri di Campodarsego, scusandosi per la caduta e sostenendo di essere svenuto dopo l'impatto con l'airbag, di essere rimasto
rimasto a lungo sotto shock e di aver vagato a piedi tutta la notte. Per il suo comportamento il PM ha deciso di non arrestarlo, ma di limitarsi alla denuncia a piede libero. Il ferito, intanto, ricoverato all'ospedale di Campo San Piero, è stato sottoposto a intervento chirurgico per le molte fratture e ora in prognosi riservata. Una storia di emarginazione, di violenza e una relazione finita con una brutale aggressione. Una relazione breve ma burrascosa, poi lo scorso 15 settembre un'aggressione vera e propria con la vittima picchiata e violentata. 2 vite ai margini, protagoniste di un episodio gravissimo avvenuto a fine estate a Treviso, ora al vaglio della Procura della Repubblica. Lui è un pakistano di 27 anni, lei un'italiana con cui aveva intrecciato un rapporto andando insieme a convivere in un camper. Ben presto però lui è diventato assillante, geloso fino all'ossessione, al punto da impedirle di accedere a Facebook o salutare altri uomini. La minacciava, la teneva praticamente segregata, finché lei non ha deciso di chiedere aiuto, presentandosi in questura a denunciare il giovane per maltrattamenti, lesioni e stalking. Il giudice gli ha imposto di tenersi alla larga, ma a metà settembre il giovane ha atteso la sua ex nei pressi del camper, l'ha aggredita, presa a pugni e violentata. Arrestato, il 27enne è rimasto in carcere a Santabona per 5 mesi, ora è uscito di cella ma ha il divieto di avvicinamento alla donna e il processo a suo carico inizierà il 22 marzo. Ha taroccato il contatore dell'Enel per pagare meno la corrente. Adesso un meccanico di Conegliano, scoperto dalla Guardia di Finanza, è finito nei guai. Quando gli hanno contestato il reato di furto continuato si è giustificato dicendo che altrimenti avrebbe dovuto chiudere bottega. Finirà comunque davanti al giudice il meccanico di Conegliano che con un sistema decisamente insolito ha taroccato il contatore della corrente tagliando del 90% il costo della bolletta. Tutto è partito da un controllo dei tecnici dell'Enel a seguito di un'anomalia tra i consumi e il controvalore versato dalla ditta che gestisce un'officina meccanica in città. Convinti che fosse un difetto del lettore, gli operai sono rimasti di sasso quando hanno trovato un magnete attaccato al contatore nel punto dove il disco, girando, determina il consumo della corrente. Il campo elettrico generato rallentava la rotazione, falsificando la lettura, e solo l'arrivo improvviso ha evitato che il meccanico facesse sparire per tempo il magnete. I tecnici hanno subito chiamato la Guardia di Finanza, che ha provveduto a sequestrare il magnete denunciando il piccolo imprenditore. Parliamo adesso del trasporto pubblico e del monitoraggio degli stili di guida, un nuovo strumento per valutare appunto la guida dei conducenti di bus e corriere, ma si affrettano a dire sia sindacati che azienda, non c'è nessun caso Amazon. Autisti di MOM telecontrollati, il bando pubblicato dall'azienda di trasporto pubblico della Marca fa discutere. La fornitura dice formalmente monitoraggio degli stili di guida e prevede la dotazione di nuovi sistemi tecnologici per un investimento di oltre 400.000 euro. I nuovi dispositivi non solo permetteranno di localizzare i mezzi, ma registreranno una serie di parametri che consentiranno di ricavare una pagella dello stile di guida dei conducenti. L'obiettivo non è controllare i lavoratori, dicono da MOM, ma promuovere le condotte più proficue in termini di precisione, sicurezza e risparmio energetico. Ma tant'è, la guida dei singoli autisti sarà sotto la lente dell'azienda e questo ai viaggiatori in realtà non dispiace. Può portare anche dei miglioramenti per quanto riguarda queste tratte. C'è il bisogno che comunque rispettino anche loro le regole della strada. Cauti i sindacati che con MOM hanno già stretto accordi dettagliati su tematiche analoghe. A nostro parere non ha niente a che vedere con il discorso del controllo lavoratori. Tra l'altro parliamo di MOM, un'azienda che sia per quanto riguarda l'AVM, cioè il satellitare che c'è a bordo dei mezzi, che per quanto riguarda la videosorveglianza, quindi telecamere nei piazzali piuttosto che in biglietteria o a bordo dei mezzi, ha sottoscritto con tutte le sigle sindacali presenti, RSU o non RSU, autonomi, confederali, ha sottoscritto 2 accordi sindacali a tutela dei lavoratori. Rigetto ogni parallelismo con il caso del braccialetto Amazon, taglia corto il presidente di MOM Giacomo Colladon, pronto a confrontarsi proprio coi sindacati. È evidente che le finalità sono opposte. Il nostro obiettivo è l'aumento della sicurezza per lavoratori e passeggeri, oltre alla promozione di stile di guida ecologici. Siamo sicuri che queste finalità sono condivise anche dai lavoratori stessi, che in caso di risultato positivo, conclude, condivideranno il beneficio con l'azienda venendo premiati. Adesso istruzione, una novità importante per l'istruzione cittadina, via libera infatti dal Ministero per il diploma in 4 anni anche all'Istituto Besta. Abbiamo saputo il 2 di febbraio di aver avuto anche noi dal Ministero la possibilità di entrare nel corso sperimentale dei 4 anni.
È partita una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la scuola italiana, terminare il ciclo di studi superiore in 4 anziché in 5 anni. Ad aprire le porte al rivoluzionario ciclo di studi in città è l'Istituto Professionale Statale Fabio Besta. Con l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, il Besta è il primo istituto tecnico breve. Dal prossimo anno, dopo 4 anni di studio, uno studente potrà conseguire il diploma di tecnico dei sistemi informativi aziendali. Il ragazzo che uscirà con questo diploma è in grado di curare la comunicazione multimediale a tutti i livelli, sia per aziende piccole che per aziende grandi. Si tratta dunque di un percorso innovativo con laboratori specifici, lezioni online certificate, certificazioni in lingua straniera, stage e tirocini nelle aziende. 4 anni di studi approfonditi in grado di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Sarà un esperto di informatica legato all'economia aziendale con l'ausilio delle lingue, dei laboratori tecnologici, saprà utilizzare i blog, i siti aziendali. I ragazzi che testeranno la novità avranno la possibilità di mettere in tasca il diploma a 18 anni, come del resto avviene già in molti paesi europei, compresi Inghilterra e Germania. Una misura non di poco conto che potrebbe aiutare ad arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico che spesso si verifica proprio al 4º anno. Un'idea e una possibilità che piace a molti studenti. Sì, lo sceglierei. Posso usufruire di tutti i benefici che avrei con lo stesso corso quinquennale, quindi qualsiasi progetto che la scuola o opportunità che la scuola appunto ci offre, posso tranquillamente accedervi. Sì, vorrei avere questa opportunità, conseguirei un diploma in 4 anni rispetto ai 5 classici e grazie a questo avrò un'opportunità anticipata nel mondo del lavoro rispetto ai miei coetanei. Per chi è interessato a questa nuova opportunità e ha bisogno di chiarimenti, venerdì prossimo alle 18 presso la sede centrale a Treviso in Borgo Cavour le porte saranno aperte per un Open Day straordinario per famiglie e studenti. Sport, musica, ma anche natura, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, andiamo a Casale sul Sile adesso, dove si ragiona sulla destinazione dell'area in cui si è scongiurata, dopo 20 anni, ve lo abbiamo raccontato 2 settimane fa, la realizzazione della discarica Coveri, che potrebbe addirittura trasformarsi in una oasi naturalistica. Io dico sempre tenere le antenne alte perché non mi fido di nessuno, però se ho il gioco di squadra dietro posso andare contro chiunque. Volto disteso, consapevolezza di aver centrato un obiettivo voluto dall'intera comunità, incassato il definitivo stop dopo 20 anni al progetto di realizzazione della discarica Coveri, per il quale amministrazione e cittadini sono scesi in piazza a brindare. Il sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato, parla del futuro di quell'area che comune, comitati, associazioni ambientaliste e Parco del Sile hanno difeso con le unghie. Inizia un'epoca in cui giustamente c'è una riqualificazione del territorio e oggi come oggi, soprattutto nella nostra zona dove il Sile è un giacimento naturale chiaramente tra virgolette da sfruttare, lì dobbiamo pensare a qualcosa di turistico per rendere attrattivo quel territorio che era minacciato da un qualcosa che non andava bene per la nostra popolazione. Ma cosa realizzare in una zona con le caratteristiche di quella che rischiava di trasformarsi in una discarica? Ci sono diversi scenari, dalla ricettività, da alcune piste ciclabili, infatti lì esistono anche delle cave interessanti, magari qualche progetto, magari con la LIPU, quindi ci sono tante idee, l'importante è mettersi pancia a terra e renderle veramente operative. I fans la chiamano la Caimana del Piave, una stella del nuoto, la 24enne Barbara Pozzobon di Macerata sul Piave, che ieri ha conquistato il 2° posto nella gara argentina di Coppa del Mondo di Gran Fondo, che un anno fa, una vittoria la rese celebre, ha colpito ancora in Argentina, dunque nelle acque del Rio Coronda. Era tra le 26 atlete partecipanti nella giornata di ieri alla 44esima Maratona Santa Fe Coronda, che è prima tappa del circuito internazionale Ultra Marathon Swim Series, quindi Gran Fondo di nuoto, una gara molto difficile che però ha visto Barbara Pozzobon conquistare una medaglia d'argento dietro l'Argentina Cecilia Biagioli davanti alla connazionale Alice Franco, quindi la prima tra le italiane è la nostra Barbara Pozzobon, che è stata vicinissima dunque a centrare il bis consecutivo di una vittoria che appunto l'anno scorso aveva resa celebre in tutto il mondo per la sua forza. E adesso
Adesso un altro trevigiano, potremmo dire davvero celebre come Red Canzian, che affronta il palco di Sanremo, questa volta da solo, non più con i Pooh, è una specie di esordio per il bassista dei Pooh, che racconta con una sorta di diario su Facebook questi giorni intensi, salutando i suoi fans e la sua marca trevigiana. Siamo arrivati a Sanremo, abbiamo appena goduto di un tramonto bellissimo sul mare che si è concluso. Non l'ho filmato, ma fidatevi, era bellissimo. Al Festival di Sanremo, al via domani sera Red Canzian da solista dopo lo scioglimento ufficiale dei Pooh. Sul profilo Facebook il video dell'arrivo sul litorale ligure dell'artista trevigiano, anticipato da un messaggio ai fan con la cronaca dei preparativi. In valigia poche cose a riempirla, dice, le emozioni di questa nuova fase della vita. Io ho pensato più che altro a mettere dentro voglia, passione, coraggio, soprattutto questo senso del divertimento che voglio portarmi dietro e voglio portare su quel palco. Voglio stare bene, voglio essere felice, perché la musica questo deve essere. Della gara non me ne frega niente, non me ne frega niente della competizione, non ho voglia di sbattermi o di sgomitare, sono felice così. Ognuno ha il suo racconto, il titolo della canzone che Canzian porterà sul palco dell'Ariston, titolo suggestivo se si pensa che Red ritroverà su quello stesso palco anche Roby Facchinetti in gara con un altro ex Pooh, Riccardo Fogli. Ma per un amante della bellezza, della quiete del stile, musicista e pittore, appassionato di bonsai, non è alla gara ma al contorno che l'atmosfera sanremese offre che per il momento Red sta guardando. E adesso siamo a Sanremo, pronti per le prove, per tutto quello che succederà, per le interviste, per questa grande avventura che comincia da questo momento. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo 20:10, continua il nostro viaggio tra i candidati alle elezioni politiche del 4 marzo, questa sera in studio con Ferdinando Avarino, il generale Mario Donnini, candidato per Forza Nuova, e Lorenzo Damiano, candidato del Popolo della Famiglia. E poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì, bomba sociale, il titolo di questa sera, il riferimento ovviamente è la questione immigrazione, profughi, che è tornata di prepotenza nella campagna elettorale anche dopo i fatti di Macerata. Di chi è la colpa di questa bomba sociale innescata? Ne parleranno stasera con Ferdinando Avarino, l'onorevole Pierpaolo Baretta, deputato del Partito Democratico e sottosegretario all'economia, Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo, Lega Nord, Federico D'Inca, deputato del Movimento 5 Stelle, ed Enrico Bacchetti di Liberi e Uguali Veneto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Molto nuvoloso sul Triveneto con tempo in peggioramento col passare delle ore. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 febbraio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma asciutto al mattino con ampi spazi soleggiati su Bellunese e Trevigiano. Dal pomeriggio prime piogge sui settori meridionali ma entro sera diffuse un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Col passare delle ore più nubi ed entro sera piogge diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile anche sulla nostra regione, qualche foschia mattutina possibile sui settori settentrionali, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, minime intorno allo 0. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.